Dalle 10 alle 12 nella biblioteca Giovanni Serbandini Bini di Lavagna, letture ad alta voce, laboratori, giochi con Arci, Ragazzi e Tigullio, un evento pensato per bambine e bambini dai 6 anni in su che si ripete ogni lunedì d'estate. Nell'ambito del Programma Nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura, in concomitanza con la Giornata del Mar Mediterraneo, a Calata Simone Vignoso a Genova nei gazebo di UE Coop dalle 10.30 alle 18 ci saranno incontri di dialogo e ascolto sul tema del mare e delle scelte consapevoli di consumo. Lo scrittore Ivano Malcotti e la filosofa Silvia Bevilacqua dialogano con Stefano Giordano sul suo volume Ma, canto dell'anima, pagine che raccontano l'amore per la madre. Appuntamento alle 17.45 alla libreria Feltrinelli di Genova. Alle 20 inizia la serata danzante nella spiaggia di Ghiaia di Santa Margherita Ligure, uno degli eventi organizzati dall'associazione Paratetraplegici Onlus. Al Porto Antico di Genova, in Piazza delle Feste alle 21, anteprima di Lonely Planet Ulysse Fest, la festa del viaggio con Pablo Trincia che racconta Mumbai, la città delle 7 isole, una delle megalopoli più complesse e contraddittorie del pianeta dove il futuro è già visibile. Attingendo al suo podcast e da Maximum City di Suketu Mehta, Trincia offre il racconto di un viaggio a metà strada tra reale e immaginario a tratti distopico. Sempre alle 21, sempre al Porto Antico, ma all'Arena del Mare arrivano i Nomadi, la band più longeva d'Italia, porta a Genova la sua musica senza tempo. Nel Salone Mare dell'Hotel Cenobio dei Dogi di Camogli, lo scrittore e cantautore Joe Evan presenta il suo libro La gioia è un duro lavoro in dialogo con Giorgia Surina, appuntamento alle 21. L'Associazione Musica Amica propone il concerto dei partecipanti al corso di chitarra di Pietro Locatto. La serata inizia alle 21.30 nei locali di Spazio Aperto in Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure.